un'entità magica anima Teti durante il carnevale e sul senno redu dei Siscosurzu, identificabile a tratti come demone, a tratti come folletto, che si muove con grande agilità ed è caratterizzato da una forza sovrumana. Veste un mantello bianco e il suo volto è appena percettibile, nascosto dal nero della fuliggine. Fa traspirare lo sguardo della fiera. Tra le braccia custodisce avidamente un'anfora all'interno della quale è conservato il tesoro che vorrebbe tenere lontano dagli umani. Sono i Siscosurzu che lo strattonano fino a quando non riescono a portarglielo via.